Il volto anche della nostra penaltina Valeria Sanfelice ci aiuta a capire che oggi è una puntata dedicata interamente alle donne e siamo contenti perché insomma c'è un grandissimo movimento per quanto riguarda appunto lo sport al femminile. Tra poco ritorniamo anche a Catania perché voglio parlare con il mister di questa Cese che in questo momento è al primo posto, però prima devo dare il benvenuto al nostro Alessio Fatti. Ciao Alessio, con te parliamo di prima categoria, no? Esatto Ettore, buonasera a tutti, oggi è giornata calda. Giornata calda, in non prima soltanto per la categoria. festa delle donne. No. Benissimo. E poi tra l'altro dobbiamo scoprire anche qualche cosa della nostra penaltina, ancora insomma ne abbiamo parlato poco. Il tempo sarà galantuomo. Sappiamo che è iscritta in una facoltà importante, no? Beni culturali. Più tardi ci svelerai qualche cosa. Allora, campionato di prima categoria, girone F, G e H, quelli che andiamo a discutere insieme al nostro Alessio. Girone F, nel frattempo può partire già la schermata dei risultati, poi la Esatto classifica. Ettore, partiamo dal girone F dove c'è stato ieri, si è giocato il big match tra Belpasso e Adrano, una gara molto accesa, brutta dal punto di vista del gioco, c'è stato poco gioco, ma gara molto intensa, tanti falli, tanto nervosismo. Passa in vantaggio il Belpasso con un grandissimo gol di Piero Ruggeri, sinistro al volo. Condorelli sbaglia, fatemelo mettere tra virgolette, un calcio di rigore perché è opinione comune che la palla sia entrata, l'arbitro non convalida, dopo qualche minuto l'Adrano invece pareggia sempre su calcio di rigore. C'è dato l'anticipo del servizio che tra poco... Esatto, sì, ora il servizio di Ciccio Casicci sarà molto esaustivo sotto questo punto di vista, ma alla fine la gara finisce 1-1 e la classifica diventa ancora più intrigante. Se la regia ci manda la classifica, l'Adrano da solo al primo posto con 49 punti, Belpasso sale a 47 e subisce l'aggancio del Calatabbiano che vince 4-2 col Mascalucia, doppietta di Lombardo, Bonamonte e Monforte per una giornata molto importante a Calatabbiano perché ritornano ad agganciare il Belpasso, e secondo anche il Cometa Biancavilla che vince per 3-1, tripletta di Capitan Rubino, e quindi la prossima settimana Cometa Biancavilla Adrano aspettiamo anche quest'altro big match. Benissimo, allora a questo punto, dato che abbiamo parlato del big match, ci vediamo il servizio di Francesco Casicci. Qui nei nostri studi è rimasto anche Mario Cardone che ha visto la partita, insomma è stata una partita molto, molto particolare, un'atmosfera un po' forse esageratamente tirata per un campionato di prima categoria. Poi ci sono stati anche dei risvolti che non siamo qui a raccontare, ma che comunque ci lasciano un pochettino a bocca aperta. Guardiamoci il servizio con un piccolo pre-partita, a dimostrazione che comunque l'attesa era tantissima appunto per l'incontro Belpasso-Adrano. Survivor, don't close your eyes. Take advantage, sliding all the night. Hey survivor, no matter who you are, time runs so far away. You must save your life. You know you can do it, and we know you can do it. You know you can do it, and we know you can do it. Hey survivor, with the moon, heart is broken, there's nothing else to lose. You're the one that we belong to. They chose the game to play. 13 cartellini gialli, 2 cartellini rossi, un gol per parte, un rigore ciascuno e tanto, troppo nervosismo nel big match del San Gaetano tra Belpasso e Adrano. Non ci sono vincitori in una partita dal difficile pronostico pre-gara e che invece rimescola ufficialmente la lotta ai vertici del girone F del campionato di prima categoria, con l'Adrano ancora al comando ma tallonata da Belpasso, Cometa Calcio, Biancavilla e Calatabiano a 2 lunghezze. Il Belpasso dal primo minuto propone il giovane classe 95 Tomasello al posto di Cirnigliaro tra le novità del match e conferma il terzetto saraceno Ruggeri Condorelli, mentre l'Adrano risponde alla sua maniera con Bua, Battiato e Virgillito. La partita vive il suo primo sussulto al quinto minuto, con Pier Ruggeri che dai 20 metri lascia correre un pallone che assume una parabola beffarda per Gianluca Mazzeo. È la 17ª rete per il capocannoniere del girone F, Piero Ruggeri.
Sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa però ecco la prima macchia di un match che scivola col passare dei minuti verso l'impraticabilità. I tifosi ospiti lamentano a gran voce la differenza nel trattamento riservato. I padroni di casa d'altro canto non hanno l'ok per inadempienze strutturali. Virtus mediastat, dicevano i latini, difficile convincere tutti e dopo 20 minuti di sospensione si ritorna al gioco, la cosa che conta di più. Al 23esimo minuto l'Adrano sfiora il pari sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Nico Virgilito che calcia al lato da pochissimi passi. Qualche minuto a seguire dell'Adrano a lamentare la mancata concessione di un penalty che il direttore di gara Federico Severino non concede, sebbene sia evidente lo strattonamento in aria su Francesco Daidone. La sagra degli errori si materializza allora tra il 39esimo e il 42esimo. In piena area di rigore Malbuccio stende Saraceno. Per il direttore di gara vi sono gli estremi per il calcio di rigore che Giuseppe Condorelli calcia sulla traversa, col serio dubbio che la sfera abbia valicato la linea di porta. Poteva essere il 2-0, Severino non vede e il Belpasso spreca il jolly del 2-0. La legge del calcio prevede che ad un gol sbagliato ci sia un gol subito e non si smentisce 3 minuti dopo con Virgilito che viene toccato in area di rigore da Pecorino, inducendo Severino a fischiare e pareggiare il rigore concesso pochi minuti prima. Dal dischetto si presenta Battiato che non sbaglia il penalty, riportando i biancocelesti in parità, punteggio che accompagna le due squadre negli spogliatoi. Nella ripresa la confusione è massima e su più livelli. Al 55esimo Daidone, ammonito nel primo tempo, viene espulso, sebbene il direttore di gara Etneo pare dimentichi l'ammonizione inferta al numero 6 biancoceleste. Santo Finocchiaro sul calcio di punizione coglie il palo. Saraceno al 62esimo minuto viene espulso, ristabilendo la parità numerica. Nel finale Giuseppe Condorelli di testa sfiora il gol della vittoria, uno dei pochi veri sussulti di un secondo tempo assai esacerbato e poco giocato da Belpasso e Adrano. I verdetti sono quindi tutti rimandati alle prossime 4 uscite stagionali, dove si deciderà la vittoria del campionato di prima categoria. Per oggi lo spettacolo è stato rinviato ai prossimi appuntamenti. Decimos no al racismo. No to racism. Nee tegen racisme. Non au racisme. No al razzismo. No to racism. Allora, il calcio è anche questo, è successo di tutto, abbiamo qui Mario Cardone che ha seguito la partita, poi ne parliamo anche col direttore che insomma gli abbiamo raccontato che cosa è successo a Belpasso, tutto molto strano. Mario, come hai visto questa partita? Il commento di Ciccio è stato molto chiaro, però probabilmente insomma un po' di confusione c'è stata. Ho visto questa partita in piedi e al freddo Sì, innanzitutto. lo La partita sappiamo. è stata ferma per non meno di 25 minuti e non è un'iperbole, perché tra i tifosi e l'arbitro che si è confuso, un'espulsione che c'era ed è stata data dopo 10 minuti di riepilogo dati, una cosa In una inguardabile. partita importante come questa, io credo che era fondamentale la presenza, non dico di un arbitro super, ma almeno di una terna che così può gestire in maniera diversa, Era no? stata chiesta dalle società la Sì. terna, però è stata negata. E Tra l'altro c'è purtroppo- stata anche la polemica legata al fatto che il campo è stato chiuso perché giustamente inagibile. Il presidente Belpasso a proprie spese aveva provveduto a un servizio d'ordine, no? A dimostrazione che la volontà della società nel gestire in maniera perfetta il tutto c'era, però i tifosi... Ma se non è agibile? non è agibile, quindi giustamente si è organizzato per far in modo che i tifosi sia del Belpasso che dell'Adrano non entrassero in campo, no? Sì, Ettore, questo è diciamo tutto quanto il contesto ed è già difficile così Sì. com'è. Se poi parliamo di ciò che è accaduto in campo, abbiamo ravvisato tutti insieme una cosa, che i giocatori non vedevano l'ora di levarsi il pallone dai piedi attraverso delle giocate chiaramente di scarsa qualità, ma non perché i calciatori siano per forza di scarsa qualità, ma perché in quei frangenti non riescono a gestire magari determinate tensioni, hanno determinate indicazioni e il pallone va sempre lungo. Però attenzione, verso il palo società laterale. importanti, no? Perché ne parlavamo poc'anzi, Adrano e Belpasso insomma, hanno fatto campionati super importanti, l'interregionale, insomma anche a categorie dove c'è una certa professionalità. Forse in questo momento da parte di qualcuno... Sa cos'è, direttore, il problema? Che nel momento in cui si va giù nelle categorie poi risalire È sempre difficile, difficile. è difficile. È difficile anche perché ci scontriamo
con delle realtà locali che sono il momento economico che non è dei migliori, e quindi sono tutte situazioni che non danno la possibilità di emergere. Per cui è vero. noi abbiamo giocato in quel campo contro il Battiati, credo, sì. Abbiamo giocato contro il Battiati. Struttura bellissima, Struttura bellissima, stranamente chiusa. È vero, non è è vero. possibile avere le strutture e non averle aperte. Come andrà a finire, direttore? Adrano, Calatabbiano, Belpasso? Come? Come andrà a finire secondo voi? Prima sentiamo il direttore. Ma l'Adrano ce la potrebbe fare? Il Belpasso Ma ce io la non potrebbe so fare? a che distanza sono. E sono distaccati. Allora abbiamo l'Adrano con 49 punti, poi Belpasso, Calatabbiano e Cometa Biancavilla a 47. E quindi ancora il campionato è tutto aperto, sì. il campionato è tutto da giocare, quindi ci sono 3 squadre a 47. Questa è la classifica, eccola qua. 3 squadre a 47 e la prima a 49, quindi il campionato è ancora è come se è da La giocare. prima categoria è bella anche per questo, soprattutto, no? Perché fino all'ultimo ci sono sorprese e tensioni. In alcuni gironi sì, nel girone che riguarda la squadra della New Team no, perché ha fatto un campionato a parte. Record di vittorie. Esatto, no? ha fatto un campionato a Allora, parte. io un attimo, prima di continuare a parlare con Alessio degli altri 2 gironi di prima categoria che trattiamo, volevo ritornare di nuovo con Catania, così poi dopo insomma salutiamo il gruppo della Cese femminile. Mister Caniglia, allora, quante giornate mancano alla fine del campionato? Quanto manca? Ne mancano 6. 6 giornate, siete in testa, siete al primo posto, quanti punti di distacco? Perdonami se io non ho seguito in maniera insomma dettagliata la classifica, so soltanto che avete fatto un campionato bellissimo però. Ad oggi sì, abbiamo totalizzato 58 punti su 60, mancano 6 giornate alla fine e 7 punti avanti alla seconda. Beh, allora a questo punto insomma il campionato è stravinto. Merito di un buon lavoro, diciamo così, che ci portiamo da 4 anni, e merito anche moltissimo delle ragazze che ho qui dietro. E infatti, chiaramente quella è soltanto... No, dicevo, è una piccola rappresentanza della squadra, indubbiamente. La Rosa, quante ragazze è formata la Rosa? Di quante ragazze è formata la Rosa? Abbiamo 20 ragazze in prima squadra, poi abbiamo una squadra in Serie C e un settore giovanile. Ho capito. Stiamo curando perché, come ovviamente diceva la collega qui di pallavolo, è chiaro che bisogna attingere da quello che hai, dalle piccoline. Possiamo avere anche i nomi delle 3 ragazze che sono dietro di te, mister, così, perché le abbiamo tenute come delle belle statuine, non ce ne vogliono, ci mancherebbe, le abbiamo messe lì soprattutto perché vogliamo insomma far vedere che la realtà della Cese femminile è una realtà importante, che il prossimo anno probabilmente, già quasi sicuro, insomma sarà in Serie A e quindi il nome della provincia catanese andrà altissimo. I nomi li conosciamo, Caniglia, mister? Dico, le faccio presentare a loro perché mi sembra anche Sì, giusto. Buonasera, io sono Agata. Sì, Buonasera, io sono Giulia. Giulia. Buonasera, io sono Omo. Avete anche una giocatrice di colore, quindi insomma siete internazionali sotto questo punto di vista. Avete anche molte straniere, ho saputo, all'interno del gruppo. Mi preme dire che questa società è proprio ben strutturata anche sul sociale. Omo viene dal Caramineo, è una ragazza nigeriana che si trova in Italia per problemi legati proprio alla sua nazione, e noi abbiamo dato la possibilità di poter trovarsi una nuova vita, una nuova famiglia, perché fondamentalmente la nostra è una famiglia. Quindi per lei questa è una grande opportunità che sta perfettamente cogliendo. Complimenti, una bellissima iniziativa il fatto di coinvolgere appunto anche ragazze straniere. Tra poco ci salutiamo con Catania, ringrazieremo anche la signora Pizzo, però a questo punto dobbiamo chiudere la parentesi dedicata al campionato di prima categoria, abbiamo gli altri 2 gironi, se non sbaglio, no? Il girone G, perché Ettore oggi Belpasso Adrano non era solo
scontro al vertice, perché nel girone G si giocava Real Città di Paternò, Megara Augusta. Guardiamo la schermata? Nella schermata Eccola. delle immagini il Real Città di Paternò si è imposto per 1-0, una vittoria meritata che fa sì che si torni alla parità nel primo posto tra Megara e Real Città di Paternò. Sporting Eubea è 46 vicino, punti, Eubea Corsaro in trasferta 2-0 appunto. E vola a quota 42 punti, meno 4 dalla coppia Real e Megara, 41 punti per il Lineri e 40 per il Palagonia. Ecco, quindi sebbene le altre tre siano un po' più lontane, sì, il campionato è aperto a 5 squadre. Da sottolineare che il Presidente, quando è venuto qui nei nostri studi, ci ha raccontato di questo miracolo, no? Ricordiamo che amatoriali a esatto, 360 gradi. l'anno scorso erano anche in difficoltà proprio di classifica, È vero, quindi è un vero. autentico miracolo. Allora, il girone H, insomma, lo dobbiamo dire perché è giusto ricordarlo, però questo New Team Ragusa, l'ha detto anche il direttore. Esatto, ennesima ormai, vittoria, 62 punti record in assoluto classifica, quasi assoluto, non riuscirà per via dei 2 pareggi ad eguagliare quello del Gela l'anno scorso, ma è sicuramente comunque un campionato straordinario del New Team che si impone per 1-0 ad Ispica. Da segnalare il pareggio della Florenzia per 2-2 che fa sì che New Pozzallo e Marina, entrambi vittoriose, si avvicinino al secondo posto e scongiurino questa fuga della Florenzia che avrebbe altrimenti giocato i playoff direttamente con gli altri gironi. Perfetto, allora direttore, poi dopo la salutiamo. Questo girone che è molto ragusano-siracusano, però insomma è in fermento, nel senso che comunque la realtà ragusana, siracusana ha voglia del calcio che conta, no? Il New Team Ragusa lo dimostra. Il New Team Ragusa è una società che ormai da diversi anni stanno portando avanti un progetto. Quest'anno hanno fatto la fusione con, credo, un'altra squadra di Ragusa, l'Atletico, credo qualcosa del genere, e hanno una grossa organizzazione societaria, è una società radicata abbastanza sul territorio, per cui è una società che sta facendo molto bene, quindi alla fine il risultato ha pagato quelli che erano i sacrifici della società. È vero. Allora passiamo ai saluti, ci colleghiamo subito con Catania, salutiamo e ringraziamo Tiziana Pizzo, responsabile del settore giovanile dell'Orizzonte Tre Mestieri. Io sono contento insomma perché ho rivisto una parte della mia infanzia, no? Al palazzetto di Piazza Spedini, quando l'Idea insomma con il suo gioco spumeggiante, con questa sua catanesità regalava un sogno a tutti noi. Sono passati tanti anni, ma io credo che lavorando sui giovani prima o poi qualche nuova soddisfazione possa arrivare anche partendo da Tre Mestieri. Dico bene, Tiziana? Lo speriamo appunto che questa nuova iniziativa possa spingere la squadra che già è di vertice, perché è la squadra che ha per il momento diciamo, ricopre il ruolo di squadra più in alto, che è l'Orizzonte, appunto, che possa questa spinta dal basso possa consentire di raggiungere risultati che Nino Romano, il Presidente, e tutto il movimento che c'è intorno all'Orizzonte Tre Mestieri sicuramente merita. Perfetto, grazie e buon lavoro per tutto il resto del campionato e saluti anche mamma, perché insomma lei ha rappresentato un punto di riferimento dello sport siciliano e non soltanto siciliano, soprattutto legato al mondo della pallavolo. Grazie. Allora, saluto anche Valerio, il mister della Cese femminile, con la promessa che ritorneremo a parlare del calcio femminile non soltanto per l'occasione legata alla festa delle donne, ma anche e soprattutto per festeggiare questo ritorno in Serie A di una squadra siciliana, e credo che la vostra organizzazione, dove dovrebbe esserci anche forse un po' più di presenza femminile, può veramente darci delle grandissime soddisfazioni già dalla prossima stagione. Dico bene, mister? Lo speriamo, questa è la strada che abbiamo imboccato, che ci siamo prefissi. In merito alla presenza femminile, diciamo che abbiamo un nutrito gruppo di tifose, proprio che sono le mamme di queste ragazze, che ogni domenica con striscioni e con canti incredibili ci accompagnano. Già questo è buono, è certo, un passo. Certo. Per la promessa sì, ci rivedremo
a cose fatte, come si dice. Benissimo, sono sicuro che manterrete la promessa. Grazie, in bocca al lupo e buon lavoro. Io a questo punto congedo il direttore della Ragusa Calcio, Cesare Sorbo, lo ringrazio per la sua anche competenza, perché lei ha avuto modo di parlare praticamente dalla CND sino alla prima categoria, a dimostrazione che mastica di calcio, insomma il suo curriculum parla chiaro, no? Siamo nel calcio da 50 anni. E quindi ci continuerà a rimanere anche il prossimo anno. Sicuramente sì. Con questo progetto che lei già ha accennato e che speriamo possa avere i suoi frutti per la città di Ragusa soprattutto. Sicuramente. Chiaramente Ragusa merita, come abbiamo detto poc'anzi, sicuramente delle piazze importantissime. Saluto anche Mario Cardone, che è stato il nostro inviato per questa partita ingarbugliata tra Adrano e Belpasso, nella speranza che dalla prossima sia l'Adrano che il Belpasso si calmino un po' e che giochino un po' più a pallone, anziché chiacchierare un po' troppo. Cerchiamo di essere ovunque per vedere il più possibile e raccontarlo a voi. È fondamentale per l'Adrano la prossima settimana. Come? La prossima settimana l'Adrano dovrà cercare di ipotecare il primo posto. Infatti. Benissimo. Salutiamo anche Alessio, che ci ha dato anche il suo quadro completo del campionato di prima categoria. Con te ci rivedremo la settimana prossima. Ettore, ringrazio te e tutti i telespettatori perché siamo seguitissimi, quindi un siamo saluto contenti. a tutti, un buon inizio di settimana. Benissimo, allora a questo punto io mi devo avvicinare a Valeria, che oggi ha debuttato in una serata legata alle donne, per cui insomma entrare in scena in una puntata dove si parla soprattutto di donne è sempre un po' emozionante. Certo. Abbiamo capito che sei iscritta a Beni Culturali. Perché questa, insomma, così, perché per curiosità? Perché io penso che l'arte sia, diciamo, da sempre la rappresentazione dell'uomo in tutti i suoi aspetti, quindi... Che penaltini intelligente che abbiamo, no, sto scherzando, ci mancherebbe. Quindi diciamo che studiare l'arte certo, è una fa bellissima sempre cosa. bene. E poi qui in Sicilia, insomma, di arte siamo pieni ne e ce la abbiamo teniamo tanta. stretta, no? Benissimo, allora con te ci rivedremo la settimana prossima. Certo. Bene, allora intanto complimenti per il debutto, perché Grazie. non è mai facile. Io mi congedo da voi, vi ricordo che ci rivedremo la settimana prossima, come al solito in diretta alle 19 sul canale 11 del Digitale Terrestre Video Mediterraneo, ricordando che questa puntata la potrete seguire anche 30 minuti dopo la mezzanotte della domenica, e siamo in replica anche domani, il lunedì alle 21:30 ed il martedì alle 18 sul canale 605 di Mediterraneo Sat, ed inoltre un'ulteriore replica, seguitissima tra l'altro, il lunedì alle 14 sul canale 694 di Mediterraneo News. Grazie a tutti e un saluto particolare a tutte le donne che ci hanno seguito. Arrivederci. Ho affrontato tante sfide, non mi sono mai sentita discriminata perché donna, anche se essere mamma, atleta e donna è certamente faticoso. A volte qualcuno ti dice basta, ma significherebbe smettere di sognare. E io sogno per lei un mondo migliore.